So che stamattina al convegno delle province qualche presidente provincialotto e inadeguato, non avendo altro da dire in un convegno nazionale, ha attaccato il governo regionale per tante ragioni di polemica politica, ma anche per questo nostro grande progetto di rivoluzione della Sicilia, che io definirei diversamente, come ho fatto tante volte. Piuttosto è l'abolizione di questa regione incapace di rispondere ai bisogni dei siciliani, perché è come un enorme pachiderma che non si muove e non fa muovere la Sicilia, e anzi consente che la Sicilia continui a restare immobile e ad essere nel frattempo saccheggiata dai furbi, molto spesso non siciliani. I siciliani si accontentano di un piccolo premio, di campierato. Ecco, il ruolo dei campieri penso che nella struttura sociale e malavitosa sia ancora presente a chi mi ascolta. E cosa vuol dire abolizione della regione? La regione deve restare, deve essere un ente agile, con non molto personale, che deve essere devoluto o trasferito agli enti locali, ai comuni, così molte delle risorse necessarie e così anche le competenze. È bene che le competenze, i servizi, il lavoro dei dirigenti e dei funzionari venga svolto sotto l'occhio vigile dei cittadini. Se un dirigente comunale che deve esitare una pratica, l'autorizzazione a una costruzione, alla realizzazione di un'impresa, di un impianto per la produzione di energia alternativa, se questo funzionario lavora sotto gli occhi vigili del cittadino, fa meglio il suo dovere che non lavorare a 300 km di distanza a Palermo o attorno a Palermo. È il principio del federalismo. Se c'è un federalismo da Roma a Palermo, funziona altrettanto bene un federalismo da Palermo a Siracusa, a Pachino, a Pozzallo o a Ispica. Naturalmente, questo cosa comporta? Questo cosa comporterebbe che i comuni hanno enormi poteri. Una serie di questi poteri sono di interesse sovracomunale. Le strade, non è che sono le strade del comune, sono le strade che collegano i comuni, che collegano le province. Le strade, ad esempio, l'istruzione, ma anche la formazione professionale, ma anche le politiche dello sviluppo vanno sviluppate in sede sovracomunale. Oggi si chiama provincia l'ente sovracomunale, l'ente intermedio tra la regione e il comune. Domani si dovrà chiamare, ma non è soltanto una questione di nomi, come nello statuto, articolo 15, si prevede, consorzi di comuni liberi, ai quali i comuni aderiscono e si inseriscono liberamente, senza che nessuno li costringa. Ieri, quando si è passato dal fascismo alla Repubblica, dal regime fascista alla democrazia costituzionale, sono state confezionate le province, o meglio, riprodotte le province che c'erano. E allora Gran Michele si è trovato nella provincia di Catania, come Ispica si è trovato nella provincia di Ragusa, Taormina si è trovato in quella di Messina. Domani, se un agglomerato di comuni, un gruppo di comuni, certo non possono essere 2 comuni, ci vorrà un minimo ovviamente di abitanti e una omogeneità nel territorio dal punto di vista sociale, culturale, economico e quant'altro, si costituisce un consorzio di comuni, ma se è libero il consorzio, i comuni devono aderirvi liberamente. Vi aderiscono liberamente e mettono insieme la gestione di alcune politiche, quelle che ho detto ad esempio, o tante altre, che non è giusto che restino non in mano alle province, ma bensì in mano alla regione. Devono essere più vicine ai cittadini. Non solo, ma man mano che i nostri dipendenti pubblici, che sono troppi, la regione ne avrà circa 100.000, vanno in pensione, non è che noi li sopprimiamo, li eliminiamo, mano a mano che vanno in pensione non saranno sostituiti. Quelli che restano saranno riqualificati e in un numero più basso costeranno di meno, in maniera tale da rendere disponibili risorse per lo sviluppo di un territorio. Ad esempio, che senso ha che il comune di Palermo abbia un ragioniere con un gruppo di collaboratori e 10 piccoli comuni da 3, 5, 7, 10.000 abitanti abbiano ciascuno il loro ragioniere, segretario comunale, capo dell'ufficio tecnico, capo dei vigili urbani, mano a mano
che questa gente va in pensione, ci sarà un solo capo di ciascuno di quegli uffici per quel territorio di 100.000 abitanti, 200.000 abitanti. Si funziona e si va avanti lo stesso. Siamo nell'era di internet, si dialoga via mail oltre che via telefono e, dico, senza nessuna difficoltà si va a una razionalizzazione dell'organizzazione e una riduzione notevole dei costi della pubblica amministrazione, che deve pesare e costare di meno e fare meglio il suo lavoro. In ordine poi, veda, a un altro sentimento che si sta diffondendo maliziosamente, falsando la verità, e cioè tutti i consiglieri provinciali vanno a casa, e tutti i presidenti di provincia vanno a casa, e il centrodestra e il centrosinistra. L'Assemblea regionale siciliana, dopo aver affrontato il tema in confronti e in dibattiti con i presidenti di provincia, con i sindaci, con le forze sociali, eccetera, perché non è una cosa di domani mattina, eventualmente questa legge va in vigore con la prossima elezione. Se sono stati eletti oggi presidenti e consiglieri e assessori, restano fino alla scadenza del mandato. Da qui al prossimo mandato, 2 anni e mezzo per la gran parte delle province, ci sarà il tempo di definire una legge nella quale si definirà chi governerà questi consorzi. Cosa si vuole? Che siano i sindaci, saranno i sindaci. Che siano consiglieri provinciali e presidente del consorzio eletti dalla gente, va bene così. Cosa si vuole? Che si riuniscono i consigli comunali dei comuni ed eleggono nel loro ambito o fuori dal loro ambito 30 o 40 persone, certo in relazione a quella che è la popolazione di quel consorzio dei comuni, con un presidente eletto di secondo grado o di primo grado. Nessuno vuole far male a una classe dirigente intermedia che è titolare del consenso popolare e che comunque in democrazia svolge un ruolo prezioso e importante. Altra polemica stupida la si fa da parte di taluni comuni nei confronti dei consiglieri di quartiere, di circoscrizione. Ma vedete, per legge, e in questa legge, noi dobbiamo prevedere di fare noi quello che non hanno saputo fare i comuni da 25 anni a questa parte, da quando sono stati forse 30 istituiti i cosiddetti consigli di quartiere. Dobbiamo noi costringere, anzi legiferare, perché nelle grandi città metropolitane, non c'è dubbio, ad esempio Palermo, Messina e Catania, sempre in relazione alla popolazione, ci siano le municipalità, i municipi, come ci sono a Roma, perché così come non ha senso che ci siano 10 piccoli comuni da 3, 5, 7 mila abitanti che abbiano tutti quegli uffici e tutti quei municipi, non ha senso che ci sia una mega città da 700.000 abitanti o da 350.000 o da 250.000 che abbia un solo municipio. Là è fondamentale che i cittadini di un agglomerato di 30-40.000 abitanti, che è il municipio, oggi si chiama circoscrizioni, ieri si chiamava quartiere, abbiano il loro capo del municipio, chiamiamolo sindaco del municipio, abbiano una piccola amministrazione locale e abbiano soprattutto per legge, visto che i comuni non l'hanno voluto fare, poteri, personale e risorse. Così la Sicilia sarà riarticolata, perché non è giusto, ripeto, che un piccolo comune di 3.000 abitanti abbia tutti quei capi di uffici, quei dirigenti, eccetera, così come non è giusto che un cittadino di una città di 700.000 abitanti vada a cercare e non lo trova, non lo può trovare, l'unico sindaco, l'unico assessore, l'unico dirigente, l'unico dipendente che si occupa di lui, è troppo grande. Ecco, questa razionalizzazione non penalizza, non taglia la testa, serve ai siciliani, perché il sistema deve essere più agile, in condizioni di dare delle risposte, come dire, celeri e costare di meno, in maniera tale che le maggiori risorse, piuttosto che utilizzarsi per assumere amici nostri che poi magari ci danno il voto, è meglio ancora se li teniamo precari, così li possiamo ricattare o condizionare, abbiano meno dipendenti scelti nella pubblica amministrazione e uno sviluppo che consenta all'impresa privata di assumere coloro i quali sono scelti più per merito che non per amicizia di questo o di quell'altro. Questa è una grande rivoluzione che va affrontata con
serenità, con intelligenza e con la partecipazione di tutti. È una legge emblematica, perché che senso ha dividersi in centrodestra o in centrosinistra, in maggioranza o in opposizione, attorno ad una legge del genere, quando a fronte di una proposta precisa, alla quale stiamo lavorando da tempo, da mesi e mesi e mesi, si può raggiungere il consenso di tutti e rispetto alla quale io, Presidente Regione, la Giunta regionale, siamo più che disponibili ad accogliere qualunque tipo di correttivo, di proposta, di suggerimento che rende ovviamente la legge, una volta che viene approvata, la migliore possibile per questa straordinaria rivoluzione siciliana di una terra finalmente che, a fronte del resto d'Italia, dove si parla di abolizione, tagli eccetera, salvo poi questo governo fermarsi dinanzi alle resistenze o della Lega o di questo o di quell'altro, fare una grande rivoluzione che ci ponga finalmente in una posizione di primo piano e ci faccia conquistare un primato che può essere imitato dalle altre regioni. Lo spirito con cui lo vogliamo portare avanti è costruttivo e riformatore, che è quello che in fondo anima questo governo e deve animare, mi auguro, anche l'Assemblea regionale siciliana.